Dopo Sacile e Azzano X, parliamo nel programma in collaborazione con FNP CISL Pensionati di Pordenone, decolla in quel di Aviano. Tanti gli argomenti che andremo a trattare anche oggi, dalla 15ª ai ristori economici, ma anche poi all'ISEE universitario. Allora saluto e ringrazio come sempre l'anima di questo progetto, l'amico Loris Pasut. Grazie Loris per essere nuovamente con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti i telespettatori e un rinnovato ringraziamento naturalmente agli operatori di Tele Friuli che ci permettono di entrare nelle vostre case, di rappresentare il territorio, il nostro territorio, di vedere proprio visivamente le nostre sedi e soprattutto di intercettare i problemi delle persone, le difficoltà delle persone che vengono nelle nostre sedi perché hanno bisogno di risolvere qualche problema, qualche dubbio, di avere dei chiarimenti. Su questo non mi stancherò mai di ringraziare le persone che lavorano volontariamente presso le nostre sedi. Noi abbiamo un esercito, tra virgolette, di volontari pensionati che tengono aperte le nostre sedi e che con la loro disponibilità e anche con la loro professionalità rispondono a esigenze, a domande, a problemi delle persone. I pensionati CISL di Pordenone si sono anche inventati, dico inventati forse esagerato, un sistema di telefonia di nuova generazione, il VoIP, che utilizza internet per comunicare. E quando qualcuno fa suonare il nostro telefono, chiama i nostri numeri, automaticamente squillano 20 telefoni sul territorio della ex provincia di Pordenone. Il primo operatore che intercetta la telefonata raccoglie, risponde e dall'altra parte c'è un utente che ha bisogno di aiuto, qualcuno che vuole fissare un appuntamento e prontamente loro rispondono a queste domande. Abbiamo anche i nostri volontari che operano anche da casa perché questa nuova tecnologia VoIP è in grado come dire, di funzionare anche da un computer a casa. Abbiamo volontari che non potendo muoversi o hanno delle difficoltà particolari rispondono alle telefonate anche da casa. Io devo solo ringraziare queste persone. Pensate che durante i 2 anni di pandemia siamo riusciti in qualche maniera a mantenere il contatto con tutti, perché 2 anni di pandemia sono significati 2 anni di lontananza, di distanza. Con questo sistema siamo riusciti invece a tenerli vicini nel rispetto delle norme sanitarie. Ma io proseguirei e vi presenterei i nostri operatori dentro le nostre uffici. E allora andiamo pure a conoscerli. Bene, venite con noi. Andiamo. Eccoci. Siamo nell'ufficio della nostra squadra di volontari. Ve li presento. Gianna, Lucia, Danilo e il responsabile Agostino, al quale lascio subito la parola perché vi parlerà di un problema specifico, di un caso specifico che abbiamo risolto. La parola a te, Agostino. Ci sono diverse persone che si rivolgono a noi per problemi, dei gravi problemi familiari. E io voglio ricordare un caso specifico, che è il caso di una signora che viveva accudendo la mamma anziana e vivevano con la pensione di questa signora anziana. Praticamente questa signora aveva avuto anche dei disguidi familiari, era separata dal marito e praticamente aveva avuto un fallimento familiare ed aveva rinunciato all'eredità. Noi abbiamo capito che questa signora era abbastanza in difficoltà e abbiamo cercato di convincerla a raccontarci le sue difficoltà e siamo riusciti, dopo un bel po' di tempo, a capire che questa signora aveva tutte queste problematiche e in più abbiamo capito anche che il marito era defunto e gli abbiamo proposto di fare la pensione di reversibilità. La signora, aveva detto, non era convinta di questa cosa, l'abbiamo cercata di contattarla più volte, fino a quando, con l'aiuto del nostro responsabile INAS, l'abbiamo convinta a chiedere questa pensione di reversibilità. Dopo un po' di tempo questa signora si è presentata da noi e
ci ha detto: guardate che mi hanno dato la pensione di reversibilità e con 5 anni di arretrati. Ecco, questa signora dopo ci ha detto, si è iscritta subito al sindacato e praticamente ci ha detto: e voi mi avete cambiato la vita. Per noi è stata una manna, un qualcosa di bellissimo che ci è arrivato, e queste cose ci aiutano a fare con dedizione il nostro lavoro. Grazie Agostino, come avete sentito, caso risolto. Io passerei da un'altra parte del nostro ufficio, che vi presento ancora dei nostri volontari. Eccoci. Siamo nell'ufficio dove si svolgono le pratiche INAS, cioè le pratiche che riguardano la previdenza. E qui con me che vi presento Mario, un nostro collaboratore che è stato anche responsabile della Regione Lazio, della Roma città capitale, ma anche della Regione Friuli Venezia Giulia. Lascio immediatamente la parola a lui perché ha delle cose interessanti da raccontare. Prego, volevo Mario. rappresentarvi la situazione, i dubbi che si sono creati con l'istituzione dell'assegno unico universale, il che non ha abolito l'assegno per il nucleo familiare, quindi esistono situazioni in cui rimane tuttora operativo l'assegno per il nucleo familiare. Vi voglio rappresentare 2 casi che sono oggetto di decine di casi che trattiamo in questo ufficio. Il primo riguarda le titolari di pensione di reversibilità derivante dal lavoro dipendente, quindi non artigiani, non commercianti, non coltivatori diretti, che vengono riconosciuti invalidi al 100%. A queste persone spetta l'assegno al nucleo familiare per se stessi, che ammonta anche a 53 euro mensili. Stiamo parlando di una 15ª mensilità quasi. L'altro caso, sempre relativo all'assegno per il nucleo familiare, ma riguardante 2 pensionati, quindi un nucleo familiare di 2 persone, anche in quel caso, se uno dei 2 viene riconosciuto inabile, il limite di reddito da non superarsi per aver diritto a questa prestazione passa da 24.000 euro a 36.000 euro. Voi capite che quindi tante persone escluse in situazioni denarali dal diritto possono rientrare in diritto in virtù di questa situazione che si è venuta a creare. Fatemi dire, per l'esperienza che ho avuto nel passato di questo lavoro responsabile, che come tutti gli automobilisti, anch'io, ognuno di noi porta la propria macchina ogni anno a fare la revisione. Fate la stessa cosa anche con la pensione. Venite a trovarci, perché anche le pensioni vanno viste, perché con tutte le leggi che escono può sempre recuperare dei diritti che non sono percepiti. Grazie Mario, come avete visto risposte precise, anche un senso di responsabilità. Se mi seguite andiamo nell'altro ufficio dove si svolgono le pratiche fiscali, cioè al CAF. Prego, seguitemi. Siamo usciti dall'ufficio dove si svolgono le pratiche per le pensioni e siamo entrati in quello dove si svolgono le pratiche fiscali, il CAF. Vi presento adesso una nostra bravissima operatrice, Giuseppina, alla quale cedo immediatamente la parola perché ha sicuramente delle cose interessanti da dirvi. Prego Giuseppina. Salve, oggi parliamo della presentazione del modello ISEE. Quest'anno è molto importante presentare questa pratica perché, oltre ad essere usata per chiedere contributi sia comunali che regionali, è richiesto soprattutto per l'assegno unico. L'assegno unico quest'anno ha sostituito l'assegno al nucleo familiare per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Infatti prima l'assegno al nucleo familiare era erogato direttamente dal datore di lavoro in busta paga, mentre adesso con l'assegno unico è erogato direttamente dall'INPS. In questo periodo inoltre è importante presentare l'ISEE universitario, con il quale si possono abbattere i costi per quanto riguarda le tasse universitarie. Per presentare questo tipo di documentazione, l'operatore CAF analizza con il contribuente la situazione familiare e dove si necessita di un intervento, l'operatore cerca di trovare la soluzione migliore per cercare di chiudere nel minor tempo possibile la pratica. Infatti, proprio come dice il titolo del programma Parliamone, noi operatori CAF cerchiamo di parlare con il cliente per cercare di trovare le soluzioni migliori e risolvere una buona parte dei loro problemi. Ringraziamo Giuseppina perché, come avete potuto sentire, ha dato un'immagine anche come dire, concreta di problemi che vengono risolti qui sul posto.
Se mi seguite andiamo a fare i saluti con Alberto in chiusura di trasmissione. Alberto, non so se hai avuto modo di prendere visione della nostra sede, hai visto che ci sono, siamo attrezzati, le persone hanno una professionalità, come hai avuto modo di ascoltare tu, eccellente, siamo in grado di rispondere certo, a uffici tutti. anche molto curati, proprio a misura di cittadino che viene e si rivolge nelle vostre sedi, questa in particolare di Aviano, per chiedere aiuto e consulenza. Consulenza, sede di Aviano che si trova in via San Giovanni XXIII al numero 17, praticamente quasi di fronte al comune di Aviano, ecco. Ci trovate in questa sede qua. Ecco Loris, che bilancio possiamo fare di questa puntata? La terza, ormai abbiamo preso una certa confidenza nel trattare gli argomenti, soprattutto anche nel dare le giuste soluzioni a chi si rivolge ai vostri operatori. Devo dire che siamo alla terza puntata e devo dire che i riscontri anche per le altre precedenti sono buoni, perché una nuova modalità di entrare nelle case dei telespettatori e far vedere concretamente sul territorio dove siamo, dove ci collochiamo, dove i nostri volontari operano. Io veramente, lo dirò alla noia, ringrazio tutti i volontari, sono quasi un centinaio i volontari che operano per noi nel tutto il territorio dell'ex provincia di Pordenone, uno squadrone. Bene, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo e alla prossima. Alla prossima, parliamone, termina qua, ci vediamo la settimana prossima, grazie ancora per l'attenzione. Grazie a voi.